Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi vedremo un circuito, però questo quello che vedremo sarà basic. Quello che avete visto nella mascherina principale lo potete scaricare nel sito gratuitamente del capitano.altavista.org, link sono sotto qui in descrizione. Questo circuito serve per far avvicinare due persone, fidanzati, compagni o anche amici. L'importante è poterlo attivare fin quando non si raggiunge il risultato. Ma prima di iniziare vi chiedo di lasciare un bel super like e anche di iscrivervi al canale di De Cara Marietta Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, in Facebook, dove abbiamo due gruppi e anche i diari, potete chiederci amicizia. In più vi ricordo che nel sito capitano.altavista.org ci sono 20 ebook in cui sono stati scaricati più o meno 150.000 ebook in modo gratuito e di cui il Marietto ha dato, ed è contento, 2 milioni di circuiti quadranti radiostesici in modo gratuito. In più abbiamo una sezione con dei servizi a pagamento del De Gar Marietto Veneziano nella zona shop. Bene, parliamo un po' di questo circuito basic, no? Quello che avete visto in mascherina è già quello più elaborato, quello più forte, quant'altro, perché capita alcune volte che delle persone mi contattano o vogliono avere informazioni di come avvicinare. Adesso questo è il circuito basic che vi faccio vedere, che è questo qua. Vedete? Questo qua è proprio il basic, proprio quello, diciamo, è stato il nonno di tutti i circuiti che vedete in questa condizione. C'è un cerchio dell'infinito, vedete qua, e due cerchietti neri. Adesso se noi vogliamo praticamente unire o far avvicinare due persone, no? L'importante è che dobbiamo scrivere qui dentro, in un foglietto, o avere un testimone, cioè un pezzo di capello, se non sappiamo il nome e cognome, oppure una foto, i nomi delle persone che si vogliono congiungere. E chiaramente lo si lascia fino a esaurimento del desiderio, oppure si chiede al pendolino con il sì e il no e il numero dei mesi che si vuole far lavorare il circuito. Poi lo si mette tranquillamente sopra un armadio. Però l'importante è sapere una cosa, che quando si va a cercare alla cieca qualcuno, no, bisogna sempre un pochettino proteggersi. In altre pillole ho messo il circuito dell'amore universale, no? E quindi è sempre meglio corazzarsi, perché non si sa mai chi si incontra nella vita, nel senso, non si sa mai chi magari quella persona ha incontrato prima di incontrare voi. Allora, un buon inizio sarebbe col circuito Pollonius, questo qua. Li trovate nel sito capitano.altavista.org, si mette qui sotto il testimone e quindi voi, mettendolo lì, chiedete a questo punto al pendolino quanto tempo ci vuole per fare in modo che siate presi così. Quando questa persona unisce voi a livello astrale, no, siete praticamente difesi da forze, parassiti e quant'altro che potrebbero inficiare o danneggiarvi se magari non lo conoscete. No? Chiaro, si possono anche fare pulizie a pagamento a 100 euro da gara Marietto Veneziano per andare sul sicuro, ma diciamo che magari non avete questa possibilità finanziaria, allora il circuito Pollonius va benissimo per iniziare, chiaramente. Certo, non è sicuramente una pulizia generale, però è un piccolo gradino per poter essere aiutato. Quindi, ripeto, questo circuito qua, no? Vedete, quelli di Marietto hanno tutta la cornice, tutto, però questo qui l'ho preso tanto per farvi capire il basic, proprio la base, no? Mettete qui un testimone, che potrebbe essere una fotografia, un capello o un pezzo di unghia della persona, poi magari il vostro nome e cognome, no? E lasciate fino a esaurimento, oppure chiedete quello lì. E poi la Pollonius per proteggersi a livello vibrazionale da parassiti e quant'altro. Mi ricordo che alcuni circuiti hanno più funzionalità, si possono utilizzare in più modi per avere dei risultati differenti, basta saperlo fare. Questo è proprio basic, perché qualcuno dei miei committenti mi ha contattato e voleva avere qualche delucidazione in più. Chiaramente l'ideale sarebbe poi col pendolino, che è questo qui, per chi non ha mai visto un pendolino, vedete? Si mette sopra qui il testimone, poi col pendolino si fa almeno girare 21 giri, oppure quando finisce la rotazione del pendolino. Bene, penso di essere stato chiaro, perché è una pillola molto veloce per rispondere
a qualcuno che più di te dei miei committenti mi aveva fatto queste domande e quindi ho pensato anche di farla. Cari amici, grazie e alla e mi raccomando, ogni volta che attivate i circuiti sempre cerchiate di fuoco e ovetto colorato. Se volete una consulenza, 20 €, 45 minuti pagabili solo tramite PayPal. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.